Il messaggio è questo: arriva da un mittente vac.covid e invita a cliccare e inserire un codice per confermare l'appuntamento per la vaccinazione contro il coronavirus. Si tratta però di una truffa, scoperta grazie a un trentenne di Villa del Conte che dopo aver ricevuto via SMS questo messaggio ha avvisato il sindaco Antonella Argenti, che in poco tempo ha portato alla luce l'inganno. Un cittadino mi ha contattato ieri sera dicendomi: Sindaco, cosa sono questi messaggi lì? È l'ULSS 6 che ci avvisa che possiamo fare il vaccino quando io non ho ancora prenotato per nessuno e non rientro tra le categorie che in questo momento possono fare il vaccino? Chiaramente rispondo assolutamente no. Cliccando sul link viene immediatamente rubata l'identità tramite il cellulare della persona. Il sindaco ha fatto una serie di verifiche, contattato i tecnici dell'ULSS 6 Euganea e sentito la polizia postale. Per questo precisa: si tratta di una grandissima truffa, in quanto l'ULSS 6 Euganea non dà messaggi per i quali chiede la conferma, ma dà solo messaggi di prenotazioni avvenute, quindi informativi, per i quali non bisogna compiere nessuna operazione. Questo cittadino, pur giovane, è in attesa di una chiamata per il vaccino che non è ancora arrivata. Come lui tantissime persone. Solo i canali ufficiali in questo momento danno informazioni corrette. Il messaggio di vac.covid che arriva via SMS va cancellato senza aprirlo e senza digitare alcunché. In caso di dubbi, contattate la polizia postale.